Allora, ora vi vogliamo dedicare un ballo con le sole launetas. Magari qualcuno non sa che di launetas ne esistono di tanti tipi, sono tutte costruite con 3 canne, però ci sono almeno una decina di tipi di launetas diverse, punto d'organo, fiuda, fiorassio, mediana, eccetera. Quindi quando si suona in due non avrebbe senso suonare lo stesso tipo di strumento, quindi in questo caso eseguiremo una suonata a fiuda accompagnata dal punto d'organo. Praticamente chi decide la suonata è sa viuda e il punto d'organo all'istante si deve adattare ai nodas che si inventerà chi suona sa viuda al momento. Quindi ve lo dedichiamo, poi è bello anche ascoltare, insomma oggi è tutto un po' particolare però per Santa Maria non ci possono mancare le launetas e neanche il ballo, insomma.